Passa alla fase realizzativa. Purtroppo il progetto ha subito una battuta d'arresto a causa del blocco delle risorse economiche imposte dal patto di stabilità e dal progetto di riorganizzazione del sistema delle autonomie locali della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha portato alla soppressione delle province e il subentro nelle funzioni da parte della regione stessa. Assessore Pizzimenti, mi rivolgo a lei in quanto tra le importanti deleghe da lei ricoperte vi è quella relativa alle strade. Con il suo supporto vorremmo concretizzare tale impegno. Le propongo di rimettere in agenda la tematica dei guardrail, ma ci torneremo fra poco. La competenza di quelle strade era in capo alla provincia, nella figura del consigliere Franco Mattiussi, che invito a prendere la parola. Buongiorno a tutti, saluto le autorità presenti, ma saluto soprattutto i ragazzi e ringrazio la motostaffetta per tutta questa azione di informazione che fa sul territorio. Abbiamo fatto anche sabato scorso alla presenza di una quantità di ragazzi importante anche in quella sede. Adesso Daniele ha già detto tutto, io sono stato sensibilizzato